scherzo, Bentornata. Insomma, eccoti qua. Hai visto la tua famiglia? Saluta i tuoi compagni. Ciao a tutti. Eccoli qua. Beh, Miriana, te la sei giocata fino alla fine, eh? Sì. Ecco, bisogna dire che te la sei giocata fino alla fine e volevi questo percorso. Il percorso è stato fatto davvero fino all'ultimo. Ti faccio i complimenti, vediamo la tua storia all'Isola dei Famosi. All'inizio mi è sembrata veramente un gioco divertente, ero pronta ad affrontare la fame, ma poi nelle settimane è cominciato a essere dura e ti trovavi isolata, quindi sola, in mezzo a tante persone, non venivi capita. Non solo falsa ma anche bugiarda. Se io esco prima, lei ci prova con te. Se le rimane io me ne vado via. Ho pianto, ho pregato, ma la mia testa mi diceva che dovevo rimanere così com'ero. Non mi sono piegata a questa situazione e sono andata avanti. Durante questo percorso ho avuto dei momenti di crisi terribili che si sono anche visti. Sono stata male, non volevo più tornare qui e sono riuscita a superare anche questa cosa. Mi sono messa in discussione, cioè un percorso interiore difficilissimo. E poi ho allacciato delle amicizie con delle persone e queste persone mi hanno accompagnato fino alla fine, mi hanno sostenuto, io ho sostenuto loro. Io e Paul a livello intellettuale eravamo molto legati. Mi ha raccontato dei suoi viaggi, soprattutto della sua famiglia, c'è stata una cosa che purtroppo è stata vista male, ma è stata una cosa veramente molto pulita e molto bella. Nicola è sempre, mi è sempre stato vicino. Anche con lui ho vissuto dei momenti straordinari, non lo dimenticherò mai. Poi è arrivato Claudione, poi ultimamente ho legato tantissimo con Deborah, una donna straordinaria, molto intelligente e di una forte saggezza. Ognuno di loro mi ha lasciato qualcosa, mi ha insegnato qualcosa. Ho visto delle cose che non avevo mai visto in tutta la mia vita. Il cielo celeste, rosso, il sole che si tuffa nell'acqua, l'acqua trasparente, l'acqua agitata. Abbiamo visto delle cose incredibili e di una bellezza straordinaria. L'isola è un'esperienza talmente unica che non è mai come te l'aspetti. È stata molto più dura, è stata molto più intensa, l'ho vissuta sulla pelle. Spero tanto di aver lasciato qualcosa di buono, un buon ricordo.